Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con l'edizione straordinaria dei nostri TG che questa mattina, lunedì 23 settembre, seguirà in diretta la prima udienza del processo a carico di Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Dopo dunque un lungo dibattito mediatico si è arrivati all'inizio del processo nei confronti di Filippo Turetta, processo che si svolge direttamente davanti alla Corte d'Assise. Turetta è accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza e stalking, nonché di occultamento di cadavere. Accuse da ergastolo, un processo sul quale sembra che gli avvocati di entrambe le parti vogliano tenere il più possibile un basso profilo, anche per accelerare al massimo quelli che sono i tempi dell'iter processuale, tant'è che appunto la stessa difesa di Turetta ha rinunciato alla perizia psichiatrica. Questa mattina dunque il via al processo. Un'udienza tecnica con la costituzione delle parti civili, ma per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con il nostro Christian Arboit, che si trova appunto davanti al Tribunale di Venezia. A te Christian, buongiorno. Buongiorno a te Marta, a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica. All'interno di Palazzo di Giustizia ci sono Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio, quindi stiamo monitorando entrambi i fronti di Palazzo di Giustizia. È una giornata iniziata presto, alle 8 questa mattina erano presenti già gli avvocati della famiglia Cecchettin, l'avvocato Nicodemo Gentile e il collega Stefano Tigani. Una giornata iniziata presto che probabilmente non sarà lunga, perché quello di oggi è un primo passaggio, un primo passo importantissimo, basilare ma formale. È il momento della costituzione delle parti civili. Ovviamente la famiglia Cecchettin si sta costituendo proprio in questi minuti parte civile, poi ci sono anche altri soggetti come il comune di Fossò e il comune di Vigonovo, che aveva annunciato l'intenzione di farlo già negli scorsi giorni per bocca del sindaco Luca Martello. Però staremo a vedere, perché in queste prime fasi di solito ci sono anche delle sorprese, potrebbero aggiungersi anche delle associazioni, altri enti, altri stakeholder, portatori di interesse, ma staremo a vedere. È chiaro che poi ci sarà il filtro del giudice e sarà il giudice del dibattimento a decidere se ammettere tutti o meno alla costituzione di parte civile. Poi è arrivato lui, è arrivato Gino Cecchettin, sempre molto composto, sobrio, non ha voluto rilasciare dichiarazioni, forse lo vedete dalle immagini, non ha voluto rilasciare per il momento dichiarazioni, non hanno rilasciato dichiarazioni nemmeno gli avvocati Nicodemo Gentile e Stefano Tigani, lo faranno con ogni probabilità, così ci hanno assicurato alla fine di questa prima udienza. Chiaramente Papagino è arrivato con alcuni parenti, non erano presenti i figli Elena e Davide, è arrivato comunque nell'abbraccio corale dell'associazione Penelope e di alcuni familiari, è entrato e chiaramente poi dirà lui se si sentirà di farlo, ci dirà lui quali sono le emozioni di questa giornata e che cosa si augura per questo processo, ma di fatto Gino Cecchettin lo ha già detto più volte, lo ha anche scritto nel libro che ha dato alle stampe qualche mese fa. Per il momento nessun perdono, non si parla di perdono, ma di non considerare, di passare oltre. Questo è l'atteggiamento di Papagino. Diciamo che da un punto di vista processuale, ci troviamo di fronte a un reo confesso, perché Filippo Turetta è reo confesso, ha detto sono responsabile, sono colpevole, lo ha scandito a chiare lettere nel corso
dell'interrogatorio a cui è stato sottoposto il 1° dicembre scorso presso il carcere di Montorio nel Veronese. Quindi ci troviamo di fronte a un reo confesso che ha anche rinunciato alla fase interlocutoria ma importante, filtro dell'udienza preliminare. Anche questo un dato processuale sull'intenzione, come dicevi tu prima Marta, sulla volontà condivisa di accelerare i tempi processuali. La stessa difesa ha chiesto di sentire un solo test e 30 invece sono i testi che vorrebbe invece sentire l'accusa, ma chiaramente oggi tutto è in discussione anche nelle prossime udienze. Ci sono dei particolari che andranno analizzati. Il difensore di Turetta chiederà l'acquisizione nel fascicolo del PM dei fascicoli di indagine e degli atti di indagine. Questo è un passaggio fondamentale, perché se lo farà i tempi si accorceranno ulteriormente. Poi c'è il nodo della perizia psichiatrica. Pare non ci sia l'interesse, l'intenzione di chiedere una perizia psichiatrica, ma una consulenza potrebbe essere chiesta in tal senso dal giudice. E poi ci sono le aggravanti. Le aggravanti, tu lo hai ricordato Marta, sono tante. Parliamo di un omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà, dall'efferatezza, c'è anche l'aggravante dello stalking e poi c'è il reato specifico di occultamento di cadavere. Questo significa che Filippo Turetta, se questo rimarrà il capo di imputazione, rischia l'ergastolo e non può accedere a nessun rito alternativo processuale. Questa la fotografia oggi, 23 settembre, per questa prima udienza che non sarà probabilmente determinante, ma sicuramente darà le carte e ci farà capire di che natura sarà il processo che abbiamo davanti, se un processo breve, se un processo lungo, insomma tutto dipenderà da queste prime essenziali mosse. Fra poco sentirò anche la collega Ilaria Marchiori che si trova all'interno e cercheremo di aggiornarvi in tempo reale. Intanto Marta, ti farei sentire le parole pronunciate, siamo riusciti a intercettarlo prima che entrasse, poi siamo stati seguiti da tutti gli altri colleghi. Ti farei sentire il difensore, l'avvocato di Filippo Turetta, Giovanni Caruso, che dà delle notizie di tipo procedurale, dice che cosa accadrà in questa prima fase, però parla poi di Turetta e alla domanda specifica: ma Turetta sarà in aula? Ve lo faccio sentire. Sentite quindi Giovanni Caruso. Oggi ci sarà la costituzione delle parti, immagino che ci sarà l'accertamento della regolare costituzione delle parti, verificheremo se ci saranno costituzioni di parte civile, immagino che ci saranno, anzi non ho dubbi, già siete al corrente di alcune anticipazioni in proposito e poi verificheremo, rispettiamo ovviamente le decisioni del Presidente della Corte d'Assise circa gli adempimenti di carattere organizzativo, l'eventuale calendarizzazione e poi verificheremo. Non posso anticipare nulla, anche perché anticiperei qualcosa che in realtà è destinato ad essere deciso poi dalla Corte d'Assise. Provate a immaginare, sapete qual è stato il mio tono finora nel corso di questo anno, immaginatevi se mi metto a anticipare qualcosa in questo momento, d'accordo? Avvocato, Turetta lo vedremo mai in aula? È possibile. Grazie. Lo ha sentito ultimamente il suo assistito? Lo vedo sempre, mi ha assistito perché come mi ha assistito. Sta in carcere, in presofferto, in espiazione di una pena in presofferto e quindi per un delitto di cui è reo confesso, un delitto grave di cui è reo confesso, quindi sta così. Grazie. Arrivederci. Quindi dice l'avvocato Giovanni Caruso di fatto che Filippo Turetta sta già espiando la sua pena, quindi prima della pronuncia del giudice di primo grado, prima della pronuncia della Corte d'Assise che oggi per la prima volta si riunisce in tribunale
a Venezia per decidere su uno dei casi che più ha fatto scalpore, ha addolorato l'opinione pubblica nazionale. Evitare la spettacolarizzazione, dice Caruso, questa è la sua linea, ma è chiaro che ormai il caso di Giulia Cecchettin è un caso, è il caso emblematico della violenza di genere. Forse delle parole in tal senso saranno pronunciate una volta uscito dall'aula anche dal papà di Giulia Cecchettin, Gino, che si trova appunto all'interno e che in una intervista nella giornata di ieri ha detto però una cosa molto chiara: sarà probabilmente la prima e l'ultima volta che verrò a processo. Oggi è qui ovviamente per la costituzione di parte civile, è una fase fondamentale, poi probabilmente non parteciperà più alle prossime udienze per un carico di dolore, lo possiamo ben immaginare, che diventa insostenibile. Questa mattina insomma si leggeva tutta la tensione nel suo volto quando è entrato a Palazzo di Giustizia, e Caruso dice che è possibile che Filippo Turetta apparirà in aula. Non ha detto quando, chiaramente, anche perché oggi il giudice deve decidere della calendarizzazione, quindi le date di questo processo, che probabilmente, come tutti i processi di una determinata portata, avrà un ritmo cadenzato, magari un giorno particolare alla settimana. La volontà di tutti, probabilmente anche dell'organo giudicante collegiale, la Corte d'Assise si compone di membri togati e di giudici popolari, è quello di arrivare a questa giustizia il prima possibile, però appunto si deve fare luce su un fatto in particolare, su un aggravante in particolare, che è dirimente, quella della premeditazione. Su questo avremo modo di parlare anche nei prossimi collegamenti. Per il momento, Marta, ti restituisco la linea, sento Ilaria Marchiori e poi in chiaro, e poi ovviamente nel proseguo di questa edizione ci sentiremo per tutti i dettagli. Sentiremo più tardi, Christian, perché proprio è su questa aggravante della premeditazione, no? Peraltro, che molto probabilmente si concentrerà l'azione difensiva dei legali di Filippo Turetta, perché è proprio questo l'elemento, diciamo, che farebbe la discriminante tra la pena dell'ergastolo oppure no. Noi ora continuiamo naturalmente a parlare di questo in attesa dei prossimi collegamenti con i nostri primi ospiti, che ringrazio per essere con noi. Benvenuta e grazie per essere con noi all'avvocata Antonella Tocchetto, grazie. Avvocata e consigliera comunale di Treviso del Partito Democratico, e benvenuta in collegamento a Micaela Faggiani, presidente del Cantiere delle Donne, un'associazione che si è costituita a Padova e che sta portando avanti tutta una serie di iniziative proprio contro la violenza di genere, anche in memoria di Giulia Cecchettin. Ne parleremo tra pochissimo. Antonella Tocchetto, comincerei da lei. Abbiamo sentito, no, di questo grande attenzione, clamore mediatico che peraltro in questo momento, diciamo, sta, come dire, per essere molto stoppato da parte delle autorità, così come dei legali, tant'è che ci sono anche delle polemiche proprio sul fatto di questo numero così esiguo di persone che sia stato ammesso ad accedere al dibattimento, nessuna telecamera tranne quella della RAI, ed è proprio questo il motivo per il quale al momento non possiamo farvi vedere quelle che sono le immagini che stiamo registrando comunque dell'udienza, e che vedremo poi più avanti, non appena si sarà concluso. È innegabile però che, come diceva anche il collega Christian Arboit, il femminicidio di Giulia Cecchettin sia diventato il caso emblematico proprio. Tutti noi ci siamo, come dire, identificati anche nella storia drammatica di questa ragazza. Beh, allora, grazie intanto di avermi invitato, perché è veramente stato un caso anche dal punto di vista professionale che molti avvocati come me, insomma, che si occupano di diritto di famiglia, violenze e quant'altro, hanno seguito veramente con grande
trasporto. È, come dicevate entrambi, il caso, e quindi io penso che forse la Procura di Venezia abbia deciso in questa prima fase, ecco, spieghiamo in maniera molto semplice che l'udienza di oggi, come tutte le udienze dei casi complicati comunque di atti penali, è l'udienza nella quale si mettono giù le carte, cioè si verificano che tutte le notifiche siano andate a buon fine, che le parti siano costituite in modo regolare, quindi sarebbe una sorta di udienza per aprire il processo e vedere che tutte le cose dal punto di vista formale, amministrativo, giuridico funzionino. È ovvio che, essendo il caso, anche una prima udienza del genere vorrebbe avere i protagonisti, da un lato il padre e la famiglia poveretta della povera Giulia, e dall'altro il mostro, perché di fatto, come dire, viene considerato così dall'opinione pubblica, che ha fatto questo atto gravissimo. Però nel nostro processo non è un processo americano, ma è un processo che va per step, e quindi ha ragione l'avvocato della difesa che dice avrete modo di vederlo, perché in qualche fase l'omicida dovrà, Filippo Turetta, comparire. Ecco. Intanto c'è da dire che il gioco è proprio sulla premeditazione. È anche molto delicata la questione, per cui da un lato ci sarà sicuramente un processo mediatico, perché la gente si è già espressa contro questa persona, questo ragazzo che ha ucciso la propria reo confesso, tra l'altro, che ha ucciso. In questi mesi abbiamo più volte sentito anche stralci dell'interrogatorio che c'è stato, quindi è stata ricostruita dallo stesso Turetta con dovizia di particolari, ecco, anche, no? Ricordiamo anche quanto mediatico è il tutto, perché quella frase che anche io ho ritenuto veramente incresciosa, del padre nel colloquio che dice vabbè, in fin dei conti non è che hai fatto chissà che cosa, hai ucciso una ragazza, pensa a laurearti. Tutti noi, io come dire, mi voglio togliere dalla mia professione, ma come cittadino normale siamo un po' inorriditi, per quanto fosse suo figlio, voglio dire, che quindi lui cercasse di dargli un po' di sostanza. Però detto questo sarà un caso emblematico anche dal punto di vista del percorso giuridico e delle sentenze, perché quanti femminicidi purtroppo abbiamo visto prima e successivamente, che questo è anche un dato, speravamo purtroppo dopo il caso di Giulia che tutto finisse, in realtà è rimasto tutto uguale. Ogni giorno si leggono di violenza in famiglia e purtroppo in questi mesi, in questo anno che è passato, ci sono state tante donne che sono state uccise. Però se questo processo sarà un processo esemplare anche dal punto di vista della condanna, segnerà un percorso che potrebbe aiutare anche ad avere delle pene più severe rispetto ai fatti che tutti noi purtroppo vediamo ogni giorno. E quindi ci sarà un'attenzione sia, ripeto, dal punto di vista mediatico, ma anche dal punto di vista processuale. Potrebbe esserci una sentenza che, come dire, fa status, fa storia, da una parte e dall'altra, perché se la premeditazione viene considerata avrà un percorso, ma se non dovesse venire considerata potremmo non parlare più di ergastolo, quindi questo sarebbe fortissimo per l'opinione pubblica, considerando che comunque nel nostro percorso giudiziario ci sono 3 gradi di giudizio. Certo, e se il caso di Giulia Cecchettin quindi è davvero, come si diceva, il caso, e lo sarà anche proprio per questi aspetti giudiziari che l'avvocato Tocchetto sta appunto sottolineando, Micaela Fagiani, il caso di Giulia Cecchettin è il caso anche per tutto quello che ha smosso poi nell'opinione pubblica, più di qualsiasi altra cosa. No, allora aspetti, vedo Arboit in collegamento, ecco, stanno uscendo anche il papà, fatecelo vedere, ecco, Christian, sei in diretta. Sì. Eccoci. Allora, avete visto Gino Cecchettin, ho appena parlato un attimo con lui e rilascerà eventuali dichiarazioni dopo, perché l'udienza è in corso, anche se mi comunica Ilaria Marchiori è stata al momento
sospesa. Probabilmente il giudice si sta riservando sull'ammissibilità delle parti civili, perché ecco, ti posso dire, allora Simone, magari proviamo a vedere se riusciamo a capire dove sta andando Gino. Probabilmente pausa tecnica, probabilmente un caffè in questa giornata particolarmente concitata. In ogni caso, da quello che ho preso da Ilaria Marchiori, l'avvocato Giovanni Caruso, legale difensore di Filippo Turetta, sta contestando l'ammissione di alcuni soggetti alla parte civile, quindi sta mettendo in discussione alcune costituzioni di parte civile, tra queste quelle dei comuni di Fossò e di Vigonovo. Tendenzialmente la costituzione di parte civile in questi procedimenti dei comuni non è sempre così pacifica. Dovrebbe, anzi ha presentato costituzioni di parte civile ed era abbastanza annunciato anche l'associazione Penelope, associazione che si occupa per l'appunto di casi di cronaca di persone scomparse, insomma l'associazione che fin da subito ha aiutato attraverso i legali Nicodemo Gentile e Stefano Tigani la famiglia Cecchettin. Al momento vediamo se riesco a dirti qualcos'altro. No, l'udienza per il momento è sospesa, il giudice aggiornerà i legali fra un'ora e mezza. Potrebbe essere anche il momento conclusivo di giornata, quindi il giudice che in questo momento si sta riservando e si sta concentrando su queste costituzioni di parte civile. Altre misure, altre manovre, ecco, c'è l'avvocato Nicodemo Gentile. Avvocato Gentile, siamo in diretta su Antenna 3, ci può dire qualcosa? Siamo in diretta. C'è niente. Voi avete costituito, vi siete costituiti parte civile? Come Abbiamo chiesto. Avete chiesto. Adesso cosa sta succedendo? Solo questo. Niente, l'avvocato Nicodemo Gentile al momento non parla, la linea è ovviamente quella di ritardare dichiarazioni alla fine di questa udienza. Possiamo capire, possiamo intuire la delicatezza del momento. È chiaro, ogni parola in questa fase viene soppesata e ha anche una evidenza da un punto di vista processuale. Noi Marta, io e Simone Merlo stiamo qui all'esterno di Palazzo di Giustizia, vediamo chi esce, vediamo se per caso anche l'avvocato difesa Giovanni Caruso. Vediamo, avviciniamoci solo un attimo. Simone, magari riusciamo a vedere, riusciamo a capire chi c'è all'interno di Palazzo di Giustizia, se qualcuno sta uscendo. No, niente. Allora Marta, ci Cristian, aggiorniamo fra esatto, io direi pochissimo. noi comunque siamo sempre agganciati al vostro zaino, non appena dovessero esserci delle novità ci collegheremo in diretta con voi. Micaela Fagiani, torno da lei. Stavamo dicendo appunto con l'avvocato Tocchetto dal punto di vista processuale e non solo, questo è il caso è diventato emblematico appunto della violenza nei confronti delle donne, ma lo è anche dal punto di vista di tutto ciò che ha smosso, no? questo caso così doloroso e così tragico. Voi con il cantiere delle donne siete appunto partiti con tutta una serie di iniziative dedicate alle donne, dedicate a combattere questo fenomeno della violenza, alcune anche proprio in collaborazione con il papà di Giulia, con Gino Cecchettin.
Grazie intanto e buona giornata. Sì, Giulia ha smosso le coscienze un po' di tutti. Ieri ci pensavo prima di intervenire questa mattinata il perché Giulia ha mosso tutto questo, anche un po' per la storia, per la fuga, per tutto quello che è successo anche con Turetta probabilmente, perché tutti abbiamo sperato che finisse meglio quella storia ovviamente, quindi ci ha tenuto legati, poi Giulia è una di noi e anche noi come associazione che da sempre appunto lavoriamo per sensibilizzare contro la violenza sulle donne, per lavorare per la parità di genere, ci siamo mosse e abbiamo pensato in questo caso di realizzare un instant book, cioè di chiedere alle donne di raccontare tutte quelle forme di violenza quotidiana che ci sono, da quella ovviamente fisica, la più emblematica, ma anche a quella psicologica, a quella economica, e abbiamo chiesto loro di scrivere, di buttar fuori quello che avevano dentro, ovviamente in maniera anonima per tutelare tutte loro, e ne è uscito un instant book che è appunto dedicato per Giulia e tutte le altre, che adesso vediamo se riesco a mostrarvi, eccolo qui. All'interno ci sono anche illustrazioni di altrettante donne che hanno voluto regalare appunto anche in questa maniera il loro vissuto di violenza. Ecco Micaela, scusa ti interrompo solo un secondo perché ci richiede la linea Christian Arboit da Palazzo di Giustizia, che è con l'avvocato del comune di Fossò, mi sembra. A te Christian. Sì, grazie Marta, con l'avvocato Stefano Marrone che rappresenta il comune di Fossò. Ecco, ci spiega avvocato lei che cosa ha fatto questa mattina? Questa mattina il comune di Fossò con altre 11 parti civili ha chiesto di poter essere ammesso nel processo penale che viene celebrato a carico del signor Turetta per richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non, cioè di immagine, che ha subito. È un comune che ha 7.000 abitanti, è molto operoso, ha un'amministrazione che negli anni si è operata in difesa della donna per cercare di promuovere la cultura della legalità che ha anche nei fini statutari, gli articoli 3 e 4 del suo statuto, e quindi ha ritenuto, nel nome e in nome per conto di tutti i suoi cittadini, di chiedere al Tribunale di Venezia il risarcimento del danno. E voi lo avete già quantificato questo danno? Questo danno verrà quantificato come dirà il codice di procedura penale all'atto delle conclusioni, però si tratta di un danno gravissimo perché per intere settimane il comune di Fossò è stato associato nella sua reputazione pubblica al nastro d'asfalto di una zona industriale bagnato dal sangue di questa povera ragazza. Quindi è un modo per prendere anche le distanze in maniera netta per condannare i femminicidi in genere. Ma guardi, questo è un modo per affermare un principio, che c'è una legge in questo Stato e che va rispettata, punto. Avvocato, grazie mille. Grazie all'avvocato Stefano Marrone, avvocato appunto del comune di Fossò. Marta, ti restituisco la linea. Grazie Christian. Allora Micaela Fagiani, mi scuso per l'interruzione, ma naturalmente la nostra diretta oggi è così, visto che siamo continuamente in collegamento con Palazzo di Giustizia per aggiornarvi su tutte quelle che sono le novità di questo processo al via stamattina, che è così sentito dall'opinione pubblica. Micaela Fagiani, dicevamo di questo instant book, no, dedicato a Giulia, con le storie di tante donne. Sono uscite tante storie, alcune drammatiche, di donne che hanno voluto rendere partecipi, no, l'intera comunità di quanto successo anche a loro. Sì, assolutamente. Crediamo che la vicenda di Giulia abbia sollevato un velo e quindi era giusto parlare e parlarne, non tanto per, come sempre, piangerci addosso, questa è una cosa che tra l'altro non fa parte proprio dell'associazione, ma per dire ok, partiamo da qui, questa è la realtà, purtroppo è una realtà quotidiana di violenze piccole, grandi. Le donne che hanno scritto sono ragazze giovani ma anche donne di oltre 70 anni, quindi è veramente trasversale la violenza ed è veramente quotidiana. Quindi di fronte a tutto questo abbiamo detto ok, partiamo da questo libro, cerchiamo di fotografare la realtà, questa è la realtà delle cose, come vogliamo risolverla, come vogliamo lavorare per una società più paritaria in cui non ci sia violenza di questo genere quotidiana. Ecco, il nostro intento era questo, partendo da Giulia. Questo libro ovviamente è stato donato
a Gino Cecchettin, che abbiamo avuto nostro ospite proprio la settimana scorsa. Abbiamo realizzato un evento, si chiamava Armonie di genere, dove Gino Cecchettin è stato il nostro protagonista. Ha chiuso la serata, era una sorta di talk show in cui ognuno raccontava a suo modo che cos'era la parità di genere. Lui ovviamente ci ha raccontato di Fondazione Giulia, di tutto il percorso che ha fatto da padre per accettare purtroppo questa vicenda, ma per andare avanti, per portare il nome di Giulia, per salvare tante altre ragazze e per arrivare veramente ad una parità di genere effettiva, perché poi penso che sia quello che vogliamo tutti noi naturalmente. Certo, senz'altro. Tra l'altro il papà di Giulia, Gino Cecchettin, che ha sempre affrontato con una dignità, con uno spirito davvero incredibile questo dramma, questo dolore che ha coinvolto la sua famiglia, ha proprio in questi ultimi giorni sottolineato come ormai si sia arrivati alla costituzione di questa fondazione nel nome di Giulia, che verrà molto probabilmente presentata il prossimo novembre. Una fondazione, ha detto, che serve a salvare vite e che ne ha già salvate. Lui, leggevo in un'intervista proprio in questi ultimi giorni, ha detto la cosa che mi dà gioia in questo momento è pensare che quanto accaduto a mia figlia, questo dramma enorme, in qualche maniera stia già salvando delle vite, perché dopo il caso di Giulia tante donne hanno trovato il coraggio di denunciare. Il fenomeno è esploso, come dire, no? Finalmente le donne hanno trovato la forza di parlare, di chiedere aiuto, e anche degli uomini, perché non dimentichiamo che l'obiettivo di questa fondazione è anche quello di far sì che gli uomini si rendano conto magari di cominciare ad avere degli atteggiamenti sbagliati, di mettere in essere dei comportamenti sbagliati nei confronti delle donne. E questo l'avete visto anche voi, no Micaela, con la vostra attività. Assolutamente, infatti diciamo che questo libro sarà solo l'inizio di un percorso. Adesso vogliamo dare voce proprio agli uomini, non posso anticiparvi nulla perché ci stiamo lavorando, però appunto l'associazione, nonostante si chiami il Cantiere delle Donne, ha molti uomini che sono iscritti e che si stanno impegnando e che vogliono portare la loro parte, perché noi crediamo appunto che si possa lavorare insieme per una società paritaria e senza violenza. È molto difficile perché purtroppo la violenza è radicata anche nelle parole, anche nei giovani, nonostante a volte loro siano molto più avanti probabilmente di noi più anziani, tra virgolette, però crediamo che sia possibile. Già parlarne è un primo passo, poi bisogna fare anche qualcosa, anche delle piccole cose, anche appunto iscriversi ad un'associazione, fare qualcosa nelle scuole, ecco, questo è fondamentale. Noi per esempio stiamo facendo un percorso contro la violenza economica, un'altra cosa di cui se ne parla poco, per fortuna in questi anni se ne sta parlando nelle scuole con i ragazzi, per spiegare come sia importante saper gestire anche il proprio denaro. E questo è ancora più importante per le donne, che devono essere indipendenti economicamente per qualsiasi cosa, perché devono sapere cosa stanno firmando, perché devono sapere che cosa significa anche assicurarsi una pensione, per tutta una serie di motivi che possono essere anche appunto poi quelli familiari, che possono essere anche i drammi che poi accadono. Bisogna veramente sapersi tutelare e fondamentale è la conoscenza del problema. Senza conoscenza non possiamo fare nulla, non possiamo agire e quindi fondamentale quello che stiamo cercando di fare noi, ovviamente in maniera volontaria con tante professioniste e professionisti, è quello di andare a raccontare, a spiegare, a far capire alle persone che cosa significa anche semplicemente gestire un proprio conto economico, averlo, perché ci sono veramente delle donne, ne abbiamo incontrate, che nonostante abbiano una professione, siano assolutamente all'apice della loro carriera, vi giuro che non hanno un conto corrente proprio, perché magari ce l'hanno con il marito, che va benissimo, assolutamente, però forse è meglio tutelarsi e avere perlomeno un proprio piccolo conto personale.
Certo, ed è infatti un problema questo che va affrontato davvero a 360 gradi. Pensiamo per esempio anche a tutti i risvolti psicologici e pedagogici, perché poi molto spesso queste donne hanno dei figli, sono madri e magari proprio pensando di tutelare i propri figli accettano angherie o cose di ogni genere. Ne parliamo tra pochissimo, linea alla regia per qualche istante di pubblicità. Ci vediamo tra poco.